L'arte in diverse sue accezioni. Per fare questo abbiamo invitato un artista che da tanti anni sta in Sardegna, che è Serena Fazio. Buongiorno Serena. Buongiorno. Sempre serena, sì? Insomma, ho i miei temporali comunque, diciamo che va bene. Da quanti anni sei qua in Sardegna? 29. Sono arrivata nell'80 e mi sono stabilizzata e ci sto benissimo e l'amo moltissimo. Io ricordo che tu venissi in Sardegna per un motivo addirittura di salute, cioè lei dai fumi e dalle nebbie della zona nord doveva tornare doveva arrivare in Sardegna per acchiappare lo iodio. Avevo problemi di asma, scomparsi completamente. Da allora sì, magari un pochino la voce si abbassa con l'umidità, però diciamo che respiro sotto tutti i punti di vista. Serena, oltre ad essere una persona molto serena, come potete ben vedere, è anche una fautrice della collaborazione in questo caso tra vari modi di concepire l'arte e soprattutto della componente femminile. Tant'è vero che da qualche anno a questa parte lei con alcune sue amiche che per l'appunto fanno capo a diversi tipi di espressione artistica hanno formato un gruppo che si chiama Le Pintaderas. Cos'è la Pintadera? Allora, la Pintadera è quel simbolo che è un po' diventato l'emblema anche della Sardegna. C'è una famosa banca sarda che l'ha utilizzato come logo e rappresenta la fertilità, è un simbolo che veniva posto sul pane probabilmente, però ci sono anche delle teorie secondo le quali poteva essere un calendario, poteva essere un sistema di calcolo. Ecco, ci sono varie tipologie, però la Pintadera normalmente è un cerchio e quindi il cerchio rappresenta la completezza, rappresenta l'unione, e quindi l'abbiamo utilizzato proprio perché vogliamo con la nostra arte unire le varie arti. Abbiamo la poesia, la musica, la pittura, la danza, il video, il design, non ci facciamo mancare niente. Insieme compongono queste performance di cui oggi vedremo un buon assaggio. Chi sono gli altri tuoi compagni di viaggio? Allora c'è Daniela Porru, cantante, poetessa, Cicci Orsi, che è una danzatrice con un passato anche da attrice, poi c'è Valeria Franchi, che è una design che realizza i video. Io, Serena Fazio, con i miei dipinti e con i testi, perché mi piace anche molto scrivere. E poi utilizziamo a volte dei collaboratori esterni, sono dei danzatori giovani, i nomi non me li ricordo, comunque vabbè, Matteo e l'altro mi sfugge. Niente, organizziamo queste performance in giro per l'Italia, ne abbiamo realizzate intanto in Sardegna, abbiamo partecipato alla prima rassegna d'arte contemporanea alla Maddalena, che doveva essere fatta per il G8, poi è stato trasferito all'Aquila, poi ad Arbatax, a Cagliari, a Sinaai per la rassegna Il colore rosa, e ultimamente in Slovenia, vicino diciamo a Istria, Capodistria, per la rassegna vinile che è collegata, sono effetti collaterali alla Biennale di Venezia. Quindi ecco, e per l'appunto noi oggi mandiamo questo assaggio, poi magari parleremo un'altra volta, anche perché voi di video ne avete diversi. Sì. Anche perché ci piacerebbe vedere per esempio anche la body art come espressione unica, magari ci presenti le tue amiche, le porti. Certo, Valeria, sicuramente. Ecco, sempre con video. Vero? Lei realizza dei cortometraggi, esatto, molto interessanti, dove le protagoniste sono le gambe, cioè non i volti ma le gambe delle donne che portano dei messaggi. Meno male che oltre le gambe c'è di più nelle donne, e allora vediamo quello che concepiscono.
Bene, questo è un assaggio dove abbiamo visto che ci sono diverse componenti. Cosa volete esprimere, insomma, con tutto questo che stiamo guardando? Ovviamente è un discorso al femminile di liberazione, ma non liberazione sessuale, liberazione da quelle che sono le schiavitù vecchie e nuove. Le nuove schiavitù sono il dovere sempre essere giovani, belle, scattanti. Noi siamo tutte donne un po' mature, diciamo, non siamo tutte giovinette, però abbiamo questa voglia di comunicare e di far riflettere soprattutto su quelle che sono certi aspetti un po' al negativo della nostra società, con una vena di ottimismo però, di speranza, nel senso che le donne hanno un potenziale enorme che va sviluppato, va tirato fuori. Reazioni del pubblico e del mondo così della cultura ufficiale, chiamiamolo. Finora